Io ne ho la certezza al 99% che gli alzano le mani ai ragazzi, Fin quando non ci sono le telecamere, sta cosa, noi non ce la togliamo, e vedi che è un reato penale. Controllare se i bagni erano puliti, visto che c'era la che non pulivano, visto che i ragazzi erano vestiti come gli zingari, visto che non li lavavano bene, visto che il mangiare faceva schifo, visto che la struttura non era pulita. L'hanno capito perché stavano raccogliendo le fatture, perché non c'è contabilità, il computer è sparito, l'hanno capito che sempre alla finanza tuo papà fa sti guai. Tutto questo loro l'hanno capito? 120.000 euro che due parcelle tra lui e sua moglie, 60.000 lui e 70.000 l'anno sua moglie, senza che sua moglie cazzo il buono mettesse un piede. Tutti quelli che tu hai sciupato che non mi aspettavano, rimborsi chilometrici, rimborsi quando tua figlia segnava a Catanza dall'università, i pannolini di Fiat, i bombonieri, i Fiat, i benzini, i macchine. Voi ragazzi non ve li proprio. Io ce l'ho un manicomio uguale, identico. Ci manca solo io ho detto che li leggo i letti e poi siamo a posto, siamo pronti per la doccia. Ci sono cose che sono oggettive, i bilanci non sono stati mai presentati, la contabilità c'è manicomio, la struttura non è adeguata, non è a norma. No, scappano se morono, non ci interessa niente a nessuno. Fino a quando si pagavano le vacanze e gli facevano bevevano cocktail, bevevano spritz, bevevano Coca-Cola e passavano bancomat a nome di 1.000, 1.500 perché sono come corsi. Noi siamo sotto scopo dell'ASP di Palermo perché il padre del nostro amministrativo è una specie di funzionario dell'ASP di Palermo che ci viene sotto. Quando si fa fatti 40.000 euro di macchina a nome del centro e il centro la paga, tu lo sai che non sono soldi soltanto tuoi. Quando tu in 4 anni ti cambi 4 macchine, acquisti 120-130.000 euro di macchine, tutte quante pagate il centro. A me mi rompe il che ci revocano la convenzione di perché quella è una gallina dalle uova d'oro, perché li ho presi come Poi abbiamo preparato le ceste per l'ASP, che girava attorno a 300 euro di ceste. Tutto a testa. A testa! Lo scusano i lager nazisti. E allora se loro hanno intenzione di fare questo, che se ne vadano a lavorare in un lager nazista. E se rentava di dico prima. Voi sareste finiti sui giornali. E se non vi facevate un procedimento penale. Tutti, insieme. Incuria, maltrattamenti, punto di vista sanitario, igienico, mancanza di personale, truffa, di tutto c'è là dentro, firme false, di tutto c'è. No, per suole parole mi ha detto, con gli schiaffi si cresce meglio, quando ci vuole con leggero pane. Lui qua supplica di chiedere scusa, vuole mangiare, si vuole lavare, ha fame, vuole assumere biscotti, chiede scusa, se così non è peggio. E la possiamo dare in carcerato qua dentro. Ci mancheremo,